Inferno in A13 nel pomeriggio tra Rovigo e Boara, doppio schianto, coinvolte 5 auto, una delle vetture prende fuoco, una vittima di 41 anni. Il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini oggi a Trieste sul fronte migranti ribadisce controllare i confini con ogni mezzo, sull'autonomia parole che fanno pensare a un compromesso, dice con i 5 Stelle ci troveremo a mezza via. Bimbo di 3 anni in gravi condizioni all'ospedale di Verona, colpito da un malore dovuto forse al troppo caldo, rischia di annegare mentre si trova in una piccola piscina allestita da un asilo nel Veronese. Mobilitazione questa sera a Padova per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro condannato anche in secondo grado per aver sparato al ladro che stava rubando la sua auto, fiaccolata in città. Imprenditore attivo nel settore dei carburanti, arrestato dalla Guardia di Finanza a Padova per una frode milionaria sull'IVA, ci sono anche 17 indagati. Fermato 2 volte dai vigili nello stesso giorno perché ubriaco al volante, l'incredibile vicenda vede protagonista un anziano trevigiano. Uscirà nel 2020 il film sulla storia di Elisa Girotto, la giovane mamma trevigiana che prima di morire di cancro decise di lasciare 18 doni alla figlia, uno per ogni anno fino alla maggiore età. Elisa sarà interpretata da Vittoria Puccini. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano quello che si è preannunciato fin da subito come un pomeriggio difficile in A13 è diventato un vero e proprio inferno perché c'è stato un doppio schianto sulla A13 Bologna-Padova, tanto da costringere a chiudere temporaneamente il tratto tra Rovigo e Boara in direzione Padova. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 15:20 tra 3 auto all'altezza del chilometro 70 e poi il più grave dei 2 incidenti, quello al chilometro 68, sulla coda del primo incidente, come purtroppo spesso accade. C'è stato uno schianto tra 2 veicoli, uno di questi, un furgone, un doblò, ha preso fuoco. In questo caso c'è una vittima, un 41enne albanese residente a Treviso che era alla guida del Fiat Doblò scontratosi con una Peugeot 208 che si è incendiata nell'urto e una Fiat Panda. Ci sono create ovviamente delle code e è stato chiuso dunque il tratto, quindi una situazione adesso in costante evoluzione mentre si cerca di capire chi è la vittima di questo purtroppo ennesimo incidente in autostrada, in questo caso in A13, in quello che è il primo vero e proprio weekend estivo da bollino rosso. Adesso parliamo della visita a Trieste, quindi nel nord-est di Matteo Salvini di oggi. Il ministro dell'interno e vice premier tutta la giornata nel capoluogo giuliano, tanti temi affrontati, tra questi c'è la questione migranti, ma la vedremo fra pochissimo, c'è anche l'autonomia. E parlando dell'autonomia e del risultato del vertice di 2 giorni fa a Roma, ha lasciato intravedere insomma delle parole che potrebbero non piacere, cioè l'ipotesi anche di trovare una mezza strada con il Movimento 5 Stelle per portare a casa l'autonomia. Sentiamo le sue parole. Abbiamo fatto una riunione mercoledì, ne abbiamo un'altra lunedì alle ore 14. Ormai io sono abbastanza esperto della materia, alcuni amici dei 5 Stelle si stanno facendo esperti della materia riunion facendo. Noi abbiamo pazienza, quindi stiamo sviscerando dalla scuola alle sovrintendenze, ai permessi ambientali, alle concessioni autostradali, tutto lo scibile umano. Io conto che ci sia a breve in Consiglio dei Ministri l'approvazione di una pre-intesa sottoscritta dalle Regioni che soddisfi entrambe le parti. È chiaro che fra il 100 e il 20 ci si può come punto di partenza trovare a mezza via, anche perché c'è nel contratto di governo, l'hanno votato milioni di cittadini, ci sono altre 7 regioni che hanno fatto richiesta di cominciare lo stesso percorso virtuoso a nord, a centro e a sud, e quindi io sono stato all'assemblea di Confartigianato, quindi un organismo sicuramente che non c'entra nulla con la politica, che confermava che un percorso di autonomia virtuosa serve alla crescita armonica di tutto il paese, e quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 riunioni, se servirà ne faremo 5, 6, 7, poi finiremo di fare riunioni. Noi le idee chiare ce le abbiamo, Zai è pronto, Fontana è pronto, la Lega è pronta, aspettiamo che tutti siano pronti, però mi sembra che si siano fatti dei passi in avanti.
Quindi avete sentito le parole di Salvini, un Salvini che oggi appunto era a Trieste, ovviamente a Trieste ha parlato soprattutto di migranti, di controlli ai confini, ma è tornato a parlare anche della ONG Mediterranea. Vediamo. Accolto così in Piazza dell'Unità a Trieste il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, il leader leghista dopo gli immancabili selfie con i simpatizzanti, è entrato subito nei temi di giornata, l'accordo tra l'Ungheria e il porto di Trieste per il terminal in area Teseco e il contrasto all'immigrazione in arrivo dalla rotta balcanica. Grande soddisfazione degli ungheresi dopo la visita in porto. È importante la collaborazione, perché questa è una città che cresce, una regione che cresce, lavoro, infrastrutture, controlli che non ci siano infiltrazioni malavitose e poi controllo dei confini con ogni mezzo necessario. Ieri. Assolutamente, con uomini e mezzi se necessario. Non è mancata poi qualche sparuta a contestazione in piazza nella breve camminata di Salvini dal palazzo della prefettura a quello prospicente della regione. Poi in conferenza stampa una digressione anche sul caso della barca a vela Alex degli armatori triestini e veneziani vicini ai centri sociali, armata dalla ONG Mediterranea. La settimana scorsa non voleva andare in Tunisia, oggi non vuole andare a Malta. A questo punto però ci dicano quando partano se preferiscono la costiera amalfitana, se preferiscono la dorsale adriatica, se preferiscono la Costa Azzurra oppure le Cinque Terre, in modo tale che si possano organizzare dei viaggi di gradimento di queste ONG. Scherzi a parte, è folle che quando un paese europeo come Malta mette a disposizione il suo porto, qualcuno scherzando con la vita di decine di immigrati a bordo dica di no, perché a Malta non ci andiamo. Nota a margine, il mare è calmissimo. Quindi il tema dei controlli al confine terrestre, con Salvini che ha ribadito a più riprese come confidi nei controlli congiunti di pattuglie italiane, slovene e croate, considerando la sospensione del trattato di Schengen e l'eventuale barrieramento delle frontiere solo come un'estrema ratio. Ho parlato col collega sloveno a cui ho chiesto maggiore sforzo in termini di uomini e mezzi per le pattuglie congiunte, ho parlato col collega croato abbiamo chiesto maggiore sforzo per il controllo della frontiera sud con la Bosnia. L'obiettivo è di avere pattuglie di polizia congiunte, Italia, Slovenia e Croazia, che controllino i confini interni ed esterni. Aggiungo che ovviamente se non fosse sufficiente ogni soluzione tecnica, pratica e tecnologica volta a proteggere i sacri confini del nostro Paese sarà portata avanti. Torniamo alla cronaca adesso per parlare del drammatico episodio avvenuto a Vigasio. Siamo nel Veronese, un bimbo di 3 anni è in gravi condizioni nell'ospedale di Borgo Trento a Verona per un incidente avvenuto poco prima delle 11 di oggi nella piscina dell'asilo di Vigasio. Il piccolo è stato subito soccorso dal personale della scuola d'infanzia e dagli operatori del 118 di Verona. Trasportato con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, il bimbo è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri di Verona che stanno ricostruendo quanto avvenuto. Dai primi rilievi effettuati dai militari dell'Arma sembra che il piccolo sia rimasto troppo tempo all'interno di una piscina gonfiabile che era stata allestita all'interno della struttura per affrontare proprio la calura estiva. Quando le operatrici si sono rese conto che il bambino aveva perso i sensi, lo hanno tirato fuori dalla piscina e praticato le prime manovre di emergenza allertando i sanitari del SUEM 118. Ed ora il devastante incendio di Brendola nell'azienda di vernici ormai distrutta. Nella notte appena passata alcuni focolai sono tornati ad ardere, sono stati spenti e intanto il sindaco ha convocato per lunedì un tavolo tecnico in comune. Tanta paura ancora tra gli abitanti di Brendola che la scorsa notte, preoccupati dall'odore acre e dal fumo che vedevano uscire di nuovo dall'Aisello Vernici, hanno chiamato ripetutamente il 115. I vigili del fuoco sono arrivati da Lonico. Emergenza finita all'alba. Alle 7 tutti i focolai erano stati spenti, ma il presidio resta. Per tutta la giornata i pompieri di Vicenza hanno dato supporto tecnico alle operazioni di messa in sicurezza. In comune il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, guarda avanti e per lunedì mattina alle 9:30 ha convocato un tavolo tecnico con ARPAV, Regione, Provincia e la stessa ditta.
All'ordine del giorno un puntuale programma di bonifica. La prossima settimana sono previste piogge che riaprirebbero l'emergenza. Nel frattempo resta in vigore l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua del vicino Fiumicello per l'irrigazione dei campi, problema che non si limita alla provincia di Vicenza. 12 comuni della Bassa Padovana coinvolti. 12 comuni, 80.000 ettari, una situazione difficile nella Bassa Padovana in cui già oggi le difficoltà dell'irrigazione è una difficoltà eminente in quanto la siccità è alle porte. È un'area molto difficile, basti pensare già ai grossi problemi del FAS e già ai problemi dell'inquinamento del Frattagorzone, e quindi l'agricoltura sempre in primo piano, in difficoltà. Emergenza senza fine. Un primo passo verso un ritorno alla normalità è stato fatto nella canaletta che scorre vicino all'azienda, da dove sono state recuperate le carcasse di pesci morti. Sabato si procederà nei comuni vicini. Se da ARPAV arriva la notizia che i valori dell'acqua stanno tornando alla normalità, la preoccupazione resta quella di nuove precipitazioni in arrivo che potrebbero riportare tutte le operazioni fatte in queste ore al punto di partenza. Ora torniamo a parlare della tempesta Vaia, del terribile flagello del maltempo che ha messo in ginocchio la montagna veneta fino a ottobre e inizio novembre scorso. C'è una notizia importante che riguarda le domande di contributo per ristorare i danni subiti da imprese private, perché il commissario delegato per la tempesta Vaia, il governatore Luca Zaia, ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo. La nuova ordinanza commissariale definisce che il termine, che era stabilito inizialmente, ricorderete, il 10 luglio prossimo, venga prorogato alle ore 13 del 19 luglio. Nell'ordinanza si stabilisce che domande relative perizie potranno pervenire con le medesime modalità entro il termine ultimo del 30 settembre 2019 senza ulteriori termini per l'eventuale integrazione di documentazioni. La questione dunque è importante, 9 giorni in più per presentare le domande di contributo. C'erano stati un po' di problemi per la rapidità con cui si stava arrivando a questo 10 luglio, ci sono 9 giorni in più, il termine fissato è le ore 13 del 19 luglio 2019. Adesso invece parliamo della mobilitazione in queste ore a Padova per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, condannato anche in secondo grado dopo aver sparato a un ladro che stava cercando di rubare la sua auto. C'è una fiaccolata questa sera a Padova. Sono attese centinaia di persone da tutto il Veneto per manifestare questa sera a Padova a sostegno di Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che il 22 luglio del 2013 sparò ferendo il ladro che aveva rubato in casa sua e stava cercando di scappare con la sua auto. Il 12 giugno scorso la Corte d'Appello di Venezia ha confermato per Walter Onichini la condanna in primo grado a 4 anni e 11 mesi più il risarcimento danni al ladro di 24.500 euro. La fiaccolata, organizzata dagli ambienti indipendentisti veneti, partirà dalla stazione di Padova e arriverà in piazza Garibaldi, dove sono previsti gli interventi. Tra i partecipanti ci saranno anche il tabaccaio di Civè Franco Birolo, il vicepresidente della provincia Marcello Bano e l'assessore regionale Roberto Marcato. Ancora da Padova, con un'inchiesta della Guardia di Finanza, una frode fiscale sull'IVA che coinvolge un imprenditore. La Guardia di Finanza di Padova ha arrestato un imprenditore del ramo del commercio carburanti per una frode all'IVA di 6 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato una lussuosa villa in provincia di Teramo, indagando 17 persone e coinvolgendo nelle indagini decine di società. Perquisizioni nel Padovano, a Venezia e in molte altre regioni. Secondo gli inquirenti la frode era costruita mediante la creazione di società cosiddette filtro e altre incaricate di produrre false dichiarazioni di intento nei confronti di depositi commerciali. Il giro di fatture e scatole cinesi avrebbe permesso di evadere l'IVA nel commercio di 30 milioni di litri di carburanti acquisiti in Slovenia e Croazia. E intanto sul fronte invece dei truffati dalle banche, i tanti risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, non ci sono solo le associazioni ovviamente dei consumatori che organizzano gli incontri, anche i comuni. Lo fa ad esempio il comune di Padova. Risposte chiare, indicazioni precise per arrivare pronti e preparati. Sono oltre 300.000 tra azionisti e obbligazionisti, risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari venete che potranno accedere al fondo di indennizzo.
La prima data importante dovrebbe essere il 26 luglio, quando si potrà iniziare a presentare la domanda. Ci sono solo 180 giorni di tempo per farlo e il Comune di Padova e l'assessore Antonio Bressa alle politiche di tutela dei consumatori, visto il gran numero di risparmiatori padovani coinvolti, hanno deciso di organizzare un incontro informativo in sala anziani per la sera del 10 luglio. Qui si potranno ricevere tutte le informazioni dall'avvocato Vincenzo Cusumano, che da anni segue legalmente molti risparmiatori veneti. Per accedere al fondo servono molti documenti, spesso difficili da reperire. Bisognerà trovarsi preparati per quel momento. Sarà una serata informativa in cui daremo tutto il materiale necessario per poter accedere al fondo e daremo tutti gli indirizzi, le PEC, gli indirizzi fisici necessari per poter presentare la domanda. Questi sono i requisiti necessari per accedere al fondo. Uno dei due requisiti: o 35.000 euro di reddito, inferiore a 35.000 euro di reddito, o inferiore a 100.000 euro di patrimonio mobiliare. Nel caso in cui non ci fossero, l'indennizzo non è automatico, ma sarà necessario passare per una commissione che valuterà se c'è stata una violazione degli obblighi informativi. In caso di violazione degli obblighi informativi si potrà accedere comunque. Nelle scorse ore, intanto, il ministro Tria ha firmato il decreto per istituire una commissione formata da 9 membri per verificare e autorizzare l'erogazione degli indennizi. Poi finalmente potrebbero arrivare i primi risarcimenti. Ecco le tempistiche. I soldi sono già stanziati, c'è 1,5 miliardi in 3 anni, quindi presumibilmente tra 180 giorni ci sarà un piano di riparto e quindi successivamente i soldi nel giro dei prossimi 6 mesi verranno già distribuiti. Torniamo alla cronaca per parlare di un episodio davvero incredibile a proposito di sicurezza stradale. Vi ricordo, abbiamo aperto con il tragico incidente in A13 con la morte di un 41enne. Ebbene, a Treviso la polizia locale ferma per 2 volte nello stesso giorno un anziano ubriaco alla guida. È stato certamente un giovedì indimenticabile quello vissuto ieri da un'anziana coppia di trevigiani. Lui 70enne e lei 65enne stavano transitando lungo la tangenziale verso paese. La loro Mercedes procedeva lentamente con qualche incertezza che non è certo passata inosservata ad una pattuglia della polizia locale che ha fermato il veicolo e a seguire ha prima chiesto i documenti e poi è proceduto all'alcol test. Alla prima richiesta il 70enne ha risposto che non li aveva perché la patente gli era stata ritirata qualche mese fa, mentre il secondo ha confermato con un tasso alcolico 3 volte superiore al normale che prima di mettersi alla guida l'uomo era passato al bar degli amici, uscendone solo dopo aver bevuto ben 5 bicchieri di vino. A quel punto è scattato il sequestro e la confisca della Mercedes della moglie, che in quanto a bordo è risultata complice dei reati per i quali tra l'altro dovrà rispondere in procura. Storia conclusa? Nemmeno per idea, visto che nel pomeriggio tutto si è ripetuto sotto la chiesa di San Giuseppe. Il 70enne è stato fermato questa volta da solo al volante dell'appunto, sempre della moglie, e questa volta con un tasso alcolico nel sangue ben 4 volte superiore al consentito. Stesso copione del mattino, salvo per l'auto, che non essendoci la legittima proprietaria non è stata sequestrata. C'è da chiedersi cosa avrà detto la consorte la sera a cena, facendo il bilancio di una giornata che difficilmente dimenticheranno, se non altro per gli appuntamenti in tribunale previsti per i prossimi mesi. Nel 2020 uscirà il film 18 regali, è la storia di Elisa Girotto, quella che tutti hanno chiamato Mamma Coraggio. Elisa rivivrà, certo lo farà su uno schermo e per chi, e sono tanti, ne sente la mancanza da troppo tempo, potrebbe sembrare ben poca cosa, ma la sua è una storia che ha commosso tutta l'Italia e non poteva non essere raccontata, anche per immagini. Poco più di un anno fa le prime voci di un possibile film, poi le conferme fino alla ufficialità dei produttori della Lucky Red con il via libera alle riprese. 18 regali uscirà nel 2020 e saranno i volti e le capacità interpretative di 2 stelle del cinema italiano come Vittoria Puccini ed Edoardo Leo a dare voce al dramma di Elisa Girotto e del marito Alessio Vincenzotto, diretti da Francesco Amato. Il dramma di quei mesi del 2017 quando la giovane mamma di una bella bimba di poco più di un anno aveva scoperto che la sua vita aveva una data di scadenza senza appello. 2 mesi, cancro al seno. 2 mesi nei quali mamma Elisa ha deciso che la sua piccola Anna l'avrebbe conosciuta e non solo attraverso le foto. Ecco il senso di quei 18 doni, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età, per accompagnarla mano nella mano, anche solo virtualmente. Perché, come ha sempre ricordato il marito Alessio, a Elisa non mancavano forza né coraggio. L'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai,
di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Mamma Coraggio appunto l'hanno chiamata, ma in fondo basterebbe mamma. Una storia che ha commosso tutti, che ha portato il comune di Spresiano a intitolarle una star della biblioteca, una storia rimbalzata in tutta Italia, fino a farne un film che si concentrerà proprio su quei 2 ultimi terribili mesi. Agli attori e al regista il compito di narrare una vicenda di amore e di forza incredibili. Anna potrà abbracciare simbolicamente la mamma quando sarà più grande e vedrà il film, ecco perché abbiamo accettato che si facesse, ha detto in questi mesi Alessio. Elisa dunque rivivrà in quelle immagini, ma in fondo Elisa rivive già, anno dopo anno, con i 18 doni a sua figlia, il suo messaggio di amore senza tempo. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Gestire l'acqua perché sia risorsa e non calamità. E purtroppo tante volte abbiamo visto l'acqua come calamità di questi tempi. È stato il tema di una 2 giorni romana dei consorzi di bonifica da tutta Italia, dove è emerso ancora una volta come il Veneto, con bacilli di laminazione e rinnovamento della rete, sia all'avanguardia rispetto ad altre regioni. Dall'Europa i fondi per garantire la rete irrigua del Veneto. Questa è la richiesta dei consorzi di bonifica allo Stato affinché non abbassi la guardia sul fronte della politica agricola comune. Non solo una strategia, ma l'esigenza di garantire al meglio l'acqua che con i cambiamenti climatici diventa nel contempo risorsa da non sprecare, ma anche calamità da gestire. Ecco perché bisogna continuare ad investire in opere come i bacini di laminazione, ma anche in moderni sistemi di distribuzione dell'acqua, come sta accadendo in Veneto e nella Marca, dove le canalette si va via via sostituendo la tubazione. È un investimento importante che il mondo agricolo deve continuare a fare, perché è estremamente importante il rapporto di forze, passatemi il termine, che ci deve essere, quindi lì l'agricoltura diventa estremamente importante per dare quelle risposte che l'ambiente e quindi noi che siamo anche cittadini oltre che agricoltori vogliamo avere del nostro territorio. Temi trattati durante una 2 giorni romana dove tutti i consorzi di bonifica italiani si sono confrontati con il Ministero per le politiche agricole e forestali. Progettualità da proporre per ottenere finanziamenti, la prima richiesta da parte del Ministro. Ci vuole buona progettualità proprio perché noi abbiamo consorzi, noi abbiamo regioni che hanno le competenze e è necessario in questo momento avere persone competenti che ci permettano di poter spendere nel migliore dei modi i fondi che arrivano dai vari ministeri, ma soprattutto che arrivano dall'Europa. Un tema sul quale il Veneto corre al contrario di molte altre regioni, ennesimo esempio di un'Italia a più velocità. Purtroppo ci sono regioni che vanno molto velocemente, ho fatto quasi una battuta dicendo che vanno quasi più velocemente del Ministero, ci sono regioni che sicuramente hanno accolto molto velocemente la nostra richiesta di presentare dei progetti immediatamente cantierabili, ci sono ahimè regioni, consorzi che siamo ancora al faremo, vedremo, e questo non può essere sicuramente accettato in un momento storico come questo, dove i cambiamenti climatici ci obbligano a dare delle risposte non solamente al mondo agricolo, ma anche a tutto il nostro paese che vuole vedere risposte immediate. Al via oggi ad Albignasego la prima edizione del Festival della Cucina Veneta. La tradizione culinaria veneta è unica al mondo e supera il concetto di cucina regionale per abbracciare le influenze che una metropoli multiculturale come Venezia ha saputo incorporare nella sua storia. Per non parlare del fatto che dalle Dolomiti al Po, dal Garda alla Laguna e passando per una varietà ambientale vastissima, nelle pentole delle case del Veneto finiscono da secoli materie prime di grande qualità. Da qui parte il percorso della prima edizione del Festival della Cucina Veneta, che fino a domenica porterà a Villa Obizzi di Albignasego il top della produzione enogastronomica regionale. La prima cucina internazionale della storia, grazie anche alle peripezie, all'eccezionale storia della Repubblica di Venezia, quindi 10 secoli in cui noi ci siamo appropriati di tradizioni gastronomiche orientali, mitteleuropee, greche, slave, abbiamo creato un modello di cucina unico al mondo grazie a questa storia e grazie chiaramente alla varietà geografica. Il 5, il 6 e il 7 luglio ci sarà
tantissimo cibo, ci sarà da mangiare e da bere, ma ci saranno laboratori, workshop per bambini, presentazioni librarie, spettacoli teatrali, rievocazioni folcloristiche, concerti musicali, quindi moltissima cucina ma tantissima cultura. E anche l'assessore regionale ha una sua lista delle preferenze quando si parla di cucina. Si va dal pesce e dalle sardine in Saora, che penso siano nel cuore di tutti noi veneti, al pearà veronese, ma passando attraverso il baccalà alla vicentina, quindi io metterei queste 3 ricette tutte insieme per poi da padovano naturalmente sposare le buon strike. Al festival si mangia e si parla veneto, perché lingua e cucina sono legate a doppio filo. In questa terra i veneti si esprimono in molti modi, la pittura veneta è famosa, i veneti fanno paradigma in tutto, questo dobbiamo renderci conto, è una cosa importante, c'è una pittura veneta, c'è un rinascimento veneto, c'è una cucina veneta. E per gli amanti della storia non è una sorpresa che fra gli stand del festival trovi spazio un corner dedicato esclusivamente al caffè. Sentite perché. I primi importatori sono stati i mercanti veneziani e la prima bottega del caffè è stata aperta a Venezia, lo conoscono tutti come Caffè Florian. In ballo quindi 3 giorni di degustazioni, convegni, focus, cooking show, musica e spettacoli dedicati interamente alla cucina veneta, alle tradizioni e alla cultura della nostra splendida regione. Cucina etnica o cucina regionale? Cucina veneta. Lo dico d'antenna come sempre per le vostre segnalazioni sui servizi, problemi da raccontare, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 sms o WhatsApp. Noi verremo da voi per cercare di documentare, quindi intervenire sul vostro problema. Questa sera 20:10, dopo il telegiornale di Treviso, si ride molto perché in compagnia di Lucio Zanato sono ospiti Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero i Papu, che ci parleranno dei loro 30 anni di carriera e poi delle 4 serate ogni domenica a partire dalla prossima domenica in cui vedremo i loro spettacoli in prima serata su Antenna 3. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. La giornata di sabato 6 luglio vedrà delle infiltrazioni umide che raggiungeranno nuovamente le Alpi provocando acquazzoni e temporali, ma non soltanto sui rilievi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato nella prima parte della giornata, col passare delle ore non si escludono, come detto, dei rovesci sui settori alpini, in estensione anche alle aree pianeggianti circostanti, meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto bollenti, compresi invece tra 31 e 36 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con qualche precipitazione sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino. Col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, specie sulle Alpi di confine, anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.